Sola al comando con 4 punti di vantaggio e il campionato di Serie B porta sempre più il marchio del Foggia, ma salgono le quotazioni della Reggiana e della matricola terribile lucchese. Entrambe oggi hanno colto importanti vittorie esterne, in una giornata dove si è segnato con il contagocce, appena 11 gol. Il Foggia si impone anche sull'Ancona per 2-0. Nelle ultime 4 gare i pugliesi hanno fatto bottino pieno segnando ben 10 gol. Oggi c'è stata una doppietta di Rambaudi, un gol per tempo per regolare la squadra marchigiana che proprio in trasferta sa dare il meglio di se stessa. Un Foggia quindi in fuga che raggiunge l'11ª vittoria stagionale, ora è a quota 24. Ma ascoltiamo Zeman e Guerini al microfono di Enzo Del Vecchio. Un'altra dimostrazione che la squadra gira, la squadra è valida. L'abbiamo dimostrato già senza Baiano, senza Signori, ora senza Barone. Io dico che l'importante è quando si gioca a 11 di tutti quelli che scendono in campo dare il meglio di se stessi per la squadra. Oggi l'hanno fatto anche, ripeto, contro un avversario sicuramente difficile, che ha giocato un buon calcio e che si è dimostrato una delle più belle squadre. Abbiamo fatto una buona gara contro sicuramente la miglior squadra della Serie B. Siamo stati sfortunati in certi episodi, però sicuramente il Foggia ha meritato di vincere. Terza vittoria esterna della Reggiana, che dopo i 7-4 inflitti al Cosenza si impone anche sul terreno del Brescia per 2-1. Ma sono proprio i padroni di casa ad andare in vantaggio dopo solo 2 minuti di gioco con rete firmata da Rossi. La formazione guidata da Marchioro è comunque abituata a rincorrere, così si riporta in parità al 18° con Ferrante. E nella ripresa è il solito Ravanelli, 9 gol fin qui in campionato, a fermare il risultato sul 2-1. La Reggiana è ora seconda in classifica, seppur in condominio, a quota 20. È un momento no per il Verona che deve subire la terza sconfitta consecutiva. Sul proprio terreno subisce l'1-0 dalla Lucchese alla seconda vittoria esterna. Paci, al suo rientro in squadra, va in gol così. Poi nella ripresa il Verona ha sciupato una favorevole occasione con Magrin, che non realizza sul rigore. Il Verona resta fermo a 18 punti, la Lucchese invece a quota 20. L'Udinese coglie un importante pareggio 1-1 sul terreno della Triestina. Gli alabardati devono rincorrere. Infatti è l'Udinese ad andare per primo in rete con Sensini nella ripresa. Poi al 38° la Triestina si riporta in parità con gol firmato da Cerone. La Triestina è sempre ultima in classifica. L'Udinese sale a quota 14 e continua la sua rincorsa. Colpo grosso della Cremonese a Padova, 1-0 per i Lombardi che si impongono grazie ad una autorete al 40° della ripresa di Ottoni. Per il Padova poi non c'è stato tempo per recuperare. Il Messina, nonostante il pari interno con il Taranto 0-0, rimane in corsa a quota 20. Nelle ultime 4 gare i siciliani hanno raccolto 3 pareggi. Cosenza e Barletta terminano in parità 1-1. I pugliesi confermano il loro momento buono. Dopo la vittoria sul Messina questo importante pareggio. È il Cosenza comunque ad andare in vantaggio sul rigore trasformato da Marulla. Poi il pareggio del Barletta nella ripresa con Gabrieli. Ascoli Salernitana, incontro senza reti. Per i campani, specialisti in pareggi, è un punto importante per rimanere tra le formazioni che lottano per il salto di qualità. Ed è terminata 0-0 anche tra Avellino e Pescara e Modena Reggina. E adesso andiamo a vedere che cosa è successo in questa domenica nel campionato di Serie C1. Cominciamo dai risultati dal Girone A, che ha visto ben 6 vittorie in trasferta su 9 partite. Baracca Lugo Empoli 3-0, a Carrara Venezia Carrarese 2-0, a Casale Como Casale 3-0, a Fano Chievo Fano 1-0, Vicenza Trento 2-0, a Mantova Pavia Mantova 2-0, Monza Carpi 1-0, a Piacenza Spezia Piacenza 2-1, a Varese Prosesto Varese 1-0. In classifica Piacenza 21 punti, Como, Monza e Venezia 19, Empoli e Fano 18. Ricordo che Chievo, Como, Empoli e Spezia devono recuperare una partita. Girone B, Battipagliese Giarre 1-0, Campania Puteolana Licata 1-0, Casertana Siena 1-0, Catania Casarano 2-1, Catanzaro Arezzo 0-0, Palermo Ternana 4-1, Perugia Nola 1-1, Siracusa Fidelisandria 1-0, Torres Monopoli 2-1, Palermo 23 punti, Perugia 21, Fidelisandria 20, Campania Puteolana e Siracusa una partita in meno. E adesso